Dopo 10 anni il raduno delle confraternite è tornato a Moneglia. Per l'occasione la messa è stata celebrata sul Sagrato di Santa Croce e l'altare è stato allestito sopra un gozzo in cima alla scalinata dell'oratorio. Speciale accoglienza dunque per il vescovo che, nel colpo d'occhio della piazza gremita di confratelli, cappe e grandi crocifissi, ha spiegato che oggi la società dei consumi distoglie dalle necessità degli altri, rende indifferenti a tutto e fa perdere il senso della propria vita. La fede è l'ascolto di Dio. Se ascolto la parola di Dio, allora mi rendo conto di che cos'è la vita, di dove porta la vita, dove sono le cose importanti. La parola di Dio mi dà la possibilità di leggere oltre la vita, di pensare dove vado. Ancora oggi le confraternite sono un riferimento di preghiera e carità, un mondo radicato nella tradizione che cerca di sfuggire dall'indifferenza crescente dei nostri giorni. Perché abbiamo anche uno scopo di aiutare chi ha bisogno. Quest'anno abbiamo aiutato un'associazione e stamattina i soldi della raccolta verranno devoluti a questa associazione, è quella dell'associazione Osteogenesi Imperfetta. Il movimento delle confraternite è in crescita in tutta Italia, la Liguria ne conta 400, 152 soltanto nell'arcidiocesi di Genova. Tant'è vero che un altro anno ci sarà il raduno interregionale che si farà a Ovada il 3 di maggio. Ci saranno le 3 regioni principali che hanno le più tante confraternite, cioè la Liguria, il Piemonte e la Lombardia. Il raduno diocesano a Moneglia è stato anche l'occasione per farsi alcune domande di fondo sui giovani. Cioè se i nostri oratori sono luoghi accoglienti, se il nostro stile di vita confraternale può essere di interesse, può essere stimolante per attirare un giovane. Se sapremo dare una risposta seria ed attenta a queste domande, potremo davvero essere capaci di diventare anche noi confraternite quella chiesa in uscita che tante volte Papa Francesco ci ha richiamato.